Nuovo caso di Covid-19 nella nostra provincia e si è registrato ancora a Sciacca, città che purtroppo risulta al primo posto tra i contagi avvenuti dall'inizio della pandemia. Salgono così a 26 le persone interessate al virus, sempre a Sciacca i guariti si attestano a 18, in terapia salgono da 3 a 4 e 4 le persone decedute. Il dato ovviamente si riferisce ai 163 nuovi tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento, che salgono così a un totale complessivo di 4.785 accertamenti fatti. Sono 24 i soggetti posti in quarantena nella nostra provincia, 2 in meno rispetto al precedente sondaggio. I guariti passano da 75 a 78, ricoverati ancora in ospedale 8, 2 dismessi da strutture esterne, 24 quelli posti in quarantena, 2 in meno. I ricoverati ancora distribuiti tra i centri Covid degli ospedali di Caltanissetta, Partinico e Palermo. Il dato regionale è sempre costante, la nostra provincia è ferma a 69 contagi, Catania in aumento di 2 casi e va a 685, anche Messina in aumento di 3 unità, portandosi a 373. Palermo registra altri 4 contagi in più, stabile Trapani a 92, Ragusa a 54 e Caltanissetta a 127. In diminuzione le province di Siracusa da 113 a 111, Enna da 296 a 294 casi. Il dato generale isolano dà 12 nuovi contagi positivi su 4.140 tamponi nuovi analizzati. I ricoverati scendono di 10 unità, passando da 393 soggetti in terapia intensiva risultano 26 persone, una in meno. In isolamento domiciliare più 10 persone, vanno a 1.809. I guariti in totale salgono a 818, un aumento di ben 9 unità, ma purtroppo aumentano anche di 3 le persone decedute per un complessivo di 247 morti. E sempre in tema di coronavirus e di donazioni, un'azienda palermitana in collaborazione con una di Padova ha installato, regalandolo al Policlinico di Palermo, il primo box triage della Sicilia. Partendo da una cella frigo, la cabina consentirà di effettuare in totale sicurezza e senza alcun contatto tra il medico e il paziente i tamponi per il rilevamento del Covid-19. La Tecnodom, in collaborazione con Barrele Arredi di Palermo, oggi donano gratuitamente questo box triage all'Ateneo di Palermo e per tale tramite al Policlinico Universitario di Palermo, ritenendo che possa essere uno strumento utile per fare da scudo all'elevato pericolo di contagiosità del personale sanitario presente in questo ospedale, medici e infermieri che ogni giorno incessantemente combattono in prima linea al fine di debellare definitivamente questo maledetto virus che ha sconvolto la nostra vita. Abbiamo convertito le nostre celle frigorifere a questa cabina per il Covid, per il rispetto dei medici, che con questo prodotto che abbiamo fatto abbiamo azzerato il contagio tra medico e paziente, perché viene appoggiato qua il tampone e il medico non ha mai il contatto col paziente.